Berlusconi gli ha chiuso le porte, adesso tenta con Monti. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto non demorde. Sul centro storico apre una nuova partita, stavolta chiedendo interventi precisi al governo tecnico e lo fa con una lettera inviata al nuovo premier nella quale innanzitutto sollecita un incontro. Ho scritto al nuovo Presidente del Consiglio chiedendo un incontro, rappresentando quella che è un'emergenza che viviamo come città di Agrigento, che è quella del centro storico. Zambuto va oltre e a Monti fa una sorta di cronistoria della situazione in cui versa la zona più antica di Agrigento, tra crolli e occasioni perdute. In questi anni abbiamo fatto presente tutto il lavoro che abbiamo fatto in termini di progettazione, in termini di partecipazione ai bandi per intercettare finanziamenti comunitari, ma accanto a questo lavoro che diciamo è di ordinaria amministrazione, di programmazione, abbiamo bisogno di interventi immediati e urgenti rispetto al centro storico. In questo senso attendo una risposta per poter dare anche una risposta alla città che su questa vicenda abbiamo sempre un'attenzione estremamente alta. E dall'emergenza centro storico di Agrigento a quella di Favara, oggetto in questi giorni di continui crolli e di incendi, come quello di oggi pomeriggio divampato vicino all'abitazione crollata dei Bellavia. La conferenza dei capigruppo dell'Ars ha dato il via libera all'emendamento che stanzia 3 milioni di euro a favore di Favara e che verrà inserito all'interno del disegno di legge sulla riqualificazione urbanistica. La somma servirà per creare un fondo per l'acquisto, attraverso lo IACP, di case sfitte nelle quali alloggiare le famiglie che attualmente si trovano nel centro storico cittadino e che devono sgomberare per consentire la messa in sicurezza della zona. Soddisfatto il deputato del PDL Nino Bosco, il quale si augura che l'Aula adesso, venerdì prossimo, possa adottare la norma.